Buongiorno a tutti da Vittorio Sanna, siamo alla 13ª puntata di GP On Air, ripartiamo insieme, trasmissione voluta da Galleria Progetti insieme a Radio Super Sound. 13° appuntamento e tanti temi da trattare. Oggi avremo ospiti che ci permettono di spaziare da un ambito all'altro, da Ottavio Nieddu, che è il direttore organizzativo della festa di Sant'Efisio, chiaramente quest'anno ridotta per effetto del coronavirus, e proprio di questo si parlerà con Ottavio, di quello che è l'handicap, insomma il taglio, il peso insomma di questa festa che viene ridotta, viene ricondotta quasi esclusivamente a parte religiosa, e quelle che sono le prospettive per il futuro, con quello che è il valore che comunque la festa ha anche nel tessuto socio-economico della Sardegna. Continueremo con Mario Dalmolin, architetto di grande fama, studio architettonico di grande fama, lui ingegnere, ma che praticamente lavora con le principali aziende sarde, ha disegnato ambienti di straordinaria efficacia sia sul piano commerciale sia sul piano strettamente turistico. Ad esempio ha lavorato tanto con diverse ville di grande spessore in giro per la Sardegna, con diversi alberghi, tra gli altri anche con molti allestimenti all'interno del forte, e quindi ha il polso della situazione anche tra quelli che sono gli imprenditori di spicco dell'intera isola, che stanno patendo particolarmente questo grande periodo. E infine, ma non per ultimo, Salvatore Palitta è il presidente del Consorzio Pecorino Romano, e chiaramente si parla di un settore che ha un grande valore per la Sardegna, di quelli che sono gli adattamenti che si sono dovuti portare immediatamente nel mondo della produzione del formaggio, ma anche di quelle che sono le prospettive che si apriranno immediatamente dopo. Tra poco tutto questo con GP On Air. Si avvicina Sant'Efisio, che per noi è sempre una ricorrenza particolare, e ospite con noi è Ottavio Nieddu, direttore organizzativo della festa di Sant'Efisio. Buongiorno intanto Ottavio. Buongiorno a te Vittorio e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, che con piacere insomma ogni tanto risento, ecco, questo mi fa molto molto piacere. Sarà un'edizione diversa dal solito, una di quelle edizioni che poi rimarranno nella memoria. Ce ne sono altre 4 o 5 che sono andate così. Quella del 1794 dopo i motti contro i piemontesi, quelle durante le guerre, una sola è stata saltata nel 1916. Esatto. Sì. Stavolta, così come capitò nella Cagliari tra le bombe, ci sarà comunque lo scioglimento del voto, ma in forma chiaramente ridotta. E noi siamo, come dire, saremo inconsapevoli testimoni di questa giornata che entrerà in qualche modo nella storia delle vicende efisiane, perché come tu hai citato ci sono state in 364 anni altre pochissime occasioni che hanno in qualche modo cambiato quell'itinerario, quella promessa, quell'impegno, ma soprattutto quella voglia di manifestare a Efisio da parte dei cagliaritani e dei sardi in generale tutta la devozione, tutta la fede e la riconoscenza per aver allora salvato la nostra città e la nostra isola intera dalla gravissima pestilenza. Ma poi, come sappiamo, la storia ci riporta ad altre vicende, che Sant'Efisio è stato vicino alla nostra città e ci ha salvato dal tentativo di invasione dei francesi nel Golfo Cagliaritano. Quindi insomma sono molti i legami fra la città di Cagliari e il nostro santo protettore. Senti Ottavio, è chiaramente uno delle prime ripercussioni anche a livello economico, a livello di immagine sulla Sardegna questa, anche se poi c'è stata un tuffo nella fede veramente profondo in questo caso, perché nel trovare la soluzione è stata cambiata anche la data, ma con un significato particolare, perché il 3 di maggio è l'esaltazione del crocifisso, quindi quasi la Sardegna si mettesse in preghiera insieme ad Efisio per questa situazione.
Ma guarda, in realtà il voto, il giorno dello scioglimento del voto è proprio il 3 di maggio. Allora, perché allora il santo partiva appunto con i mezzi del tempo, quindi con i buoi, fino alla antica città fenicia di Nora, e impiegava appunto 2 giorni per arrivare, perché faceva la sosta a San Rocco e poi appunto a Pula. E il 3 è importante perché, come tu hai detto bene, è il giorno proprio della invenzione della cruz, cioè quando a Gerusalemme Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, ritrovò la vera croce. Da allora la Chiesa cattolica a livello universale festeggia questa giornata così importante, e siccome la croce è il segno della conversione del soldato Efisio col santo, col cristiano Efisio, perché gli è apparsa in cielo la croce talmente forte che la tradizione vuole che gli fosse rimasta impressa nel palmo della mano, che ha usato per coprirsi gli occhi da questa grande luce. E allora c'è questo stretto legame fra Efisio e questa figura cristiana, cioè la figura della croce. E ovviamente la giornata ideale per sciogliere il voto con grande solennità era proprio la giornata del 3 di maggio. Molte volte è stata concessa anche l'indulgenza plenaria per coloro che si recavano nella chiesa di Nora in quei giorni per pregare per Efisio, per cui insomma è una giornata davvero molto molto importante. Ma è strano, come dici tu, che non parta il 1 maggio, perché per i cagliaritani, per i sardi, il 1 maggio non è soltanto la festa del lavoro, è proprio la festa di Efisio, è la festa del nostro santo protettore. Ma siccome i mezzi che utilizzeremo quest'anno per portare il santo nella sua chiesetta e per sciogliere il voto sono mezzi più moderni del cocchio settecentesco, allora è chiaro che si impiega molto poco, si farà un'unica tappa e quindi si farà tutto in giornata, ma quella giornata importante del 3 di maggio, il giorno della Santa Croce. Senti, una bella croce per tutto il movimento questa, adesso scusa se uso questa metafora, però effettivamente per chi aspetta questo momento anche per ragioni, chiamiamole turistiche, di attrazione, culturali, per tutti i gruppi che si preparano per la festa e che tu devi selezionare con accuratezza, ogni anno devi cercare di trovare la giusta coreografia, ecco. È una brutta botta, proprio se vogliamo pari a quelle dei conflitti, delle guerre, quando poi... Sì, guarda, ci sarà guarda, l'analogia col drammatico momento del 43 c'è per forza, perché anche allora il santo in un momento drammatico si spogliò di tutti i suoi ori, di tutta la solennità, per andare, grazie allora Marino Cava, Gorini, che lo portarono su un furgoncino, quello del Late, un Fiat 1100, fino a Pula per sciogliere il voto, in un momento drammatico, quando la città era veramente sventrata dai bombardamenti alleati, dove c'era ancora il sangue dei cagliaritani morti in quella circostanza. Oggi anche noi in realtà stiamo piangendo molti morti nel nostro paese, e anche oggi ci sentiamo soli e isolati, perché ci impedisce questo virus di riprendere le nostre relazioni sociali, e quando le riprenderemo per un po' avremo da rispettare le distanze. Quindi la solitudine e il dramma in realtà ci avvicinano a quella terribile giornata del 43. Quindi è vero poi, come dici tu, che sarà una croce pesante per tutto il mondo, non solo delle tradizioni, perché come hai detto bene Vittorio, la festa di Sant'Efisio è talmente complessa nella sua organizzazione, che mette insieme una infinità di anime. Ecco perché la festa di Sant'Efisio la possiamo definire una delle più importanti d'Europa, del Mediterraneo, perché mette insieme non solo tutto quel patrimonio etnografico di tradizioni, cioè
ai 5.000 e passa abiti tradizionali di tutto il territorio regionale, i canti devozionali, i canti dei rosari, ma mette insieme la tradizione delle traccas, quei carri della civiltà agricola e contadina, il modo di addobbare i cavalli per la festa, mette insieme 5 paesi, Cagliari, Capoterra, San Roch, Villa San Pietro, Pula, mette insieme un popolo. E quindi mette in luce le tradizioni dei suoni religiosi con le launedas, con i suoni. Possiamo dire che mette in mostra tutte le peculiarità, le ricchezze della nostra tradizione, che sono quelle da cui partire. E poi sono quelle che diventano, Vittorio, come dicevi tu, un grande catalizzatore, cioè per il turismo, tanto è vero che pensa che l'organizzazione che gestisce la processione di Sant'Efisio è l'assessorato del turismo, perché questo aspetto così importante che mette in luce questa galleria dell'orgoglio di tutte le tradizioni della nostra isola e insieme alla devozione, quindi in questo rapporto inscindibile fra fede e tradizione e fede, tra uomo e territorio. Esatto, e quindi questo diventa un elemento fortissimo di grande interesse turistico, tanto è vero che ogni anno noi fra le oltre 100.000 persone che visitano la città a Cagliari, che sono presenti a Cagliari, e ci sono turisti che arrivano da tutto il mondo. Noi abbiamo avuto interesse della televisione giapponese, quella russa, abbiamo avuto il Regno Unito. Ogni anno ci sono televisioni da tutto il mondo che vogliono documentare, vogliono sapere, vogliono conoscere ancora di più questa nostra tradizione, per quello che è in fondo, se vogliamo, quel nuovo tipo di turismo, quello che chiamiamo turismo esperienziale, turismo culturale, insomma, che ama conoscere le vere tradizioni del radici, popolo. la storia del popolo, certo. Sì, e quindi Sant'Efisio è una grande occasione per vendere, tra virgolette, il nostro territorio, la nostra isola, la nostra immagine. E quest'anno certo sarà una durissima edizione per tutto questo mondo, per tutti coloro che aspettavano con ansia di poter manifestare la propria devozione. Insomma, sarà comunque, guarda, bello pensare una cosa, Vittorio, secondo me, che il giorno noi potremo con questa con questa intensità del silenzio della preghiera accompagnare il santo, e questa intensità del silenzio secondo me deve rappresentare in qualche modo metaforicamente la gioia e la forza, insomma, di un popolo intero, cioè stando lontani da lui ma manifestandolo davvero con tutto quell'amore che ciascun cagliaritano e sardo riserva nei confronti di Sant'Efisio. Sarà questa la festa di quest'anno, sarà la festa del silenzio, della riflessione, capito? Di quei valori più alti che l'anima umana può custodire. Senti Ottavio, so che avete organizzato una trasmissione su Sardegna 1 per tenere insieme i gruppi, per poter trascorrere. Sì, guarda, noi dopo il 3 maggio faremo una trasmissione che vuole essere, insomma, anche in qualche modo la trasmissione della speranza che tutto questo presto finisca, allora che si ritorni alla festa. La festa del ballo, tu sai che il ballo in Sardegna non è soltanto un momento di gioia o ludico, il ballo sardo racchiude il desiderio di manifestare la relazione fra gli uomini e le donne della stessa comunità, quindi stringersi intorno a questo rituale del ballo popolare. Esatto, proprio stringersi intorno a questa figura del cerchio che rappresenta davvero l'unione, la forza, la compattezza. Allora noi vorremmo mandare, magari collegandoci con tutti i responsabili delle varie associazioni che sceglierò adesso, stasera lavoreremo proprio per creare una scaletta, eccetera, e il 3 maggio noi manderemo in onda una parte della festa di Piazza del Carmine dell'anno scorso e sentiremo oggi come vivono i responsabili delle associazioni questo drammatico momento, com'è il mondo del folklore in ciascuna di queste comunità che sono come noi costrette, come tutto il
il mondo ormai costretti a stare in casa e rinunciare a quelle che sono, come dire, le passioni più pure, più vere e più sentite da parte di tutti noi. Quindi sarà anche questo abbastanza interessante domenica 3 alle 21 su Sardegna 1. Grazie Ottavio, grazie del tuo intervento e buon lavoro. Grazie a te Vittorio e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao. Ospite di oggi Mario Talmolin, un po' un uomo simbolo della Sardegna, perché è una delle eccellenze in assoluto in campo ingegneristico e architettonico, è colui che ci presenta nel migliore dei modi a chi viene soprattutto per fare turismo, ma perché ha lavorato per l'architettura del Forte Village, di tantissime strutture, insomma è uno dei punti di forza della nostra ingegneria, della nostra architettura. Ben trovato Mario. Grazie, buongiorno. Mario, ho accennato solamente ad alcuni dei tanti lavori che tu hai fatto, perché effettivamente sarebbe lunghissimo l'elenco. Mi concentro inizialmente su quello che è l'aspetto dominante, comunque che emerge dai tuoi lavori, il tentativo di fare in modo che l'uomo possa star bene. Ecco, questo coronavirus ha cambiato un po' anche i canoni per il tentativo di far star bene gli uomini, cioè l'uomo al centro dei tuoi progetti, l'uomo che deve stare bene negli ambienti che vive. In questi giorni lo capiamo particolarmente perché stiamo in casa e se non è comodo è certamente un martirio. Beh, guarda, che lo cambi, lo cambierà, non c'è alcun dubbio. Noi cerchiamo di aver fatto le cose per bene, che quindi le case che abbiamo realizzato in questo momento i clienti le utilizzino al meglio, ne approfondiscano nei dettagli tutti gli studi che abbiamo fatto per renderle confortevoli. È chiaro che la situazione che si è venuta a creare sta togliendo molto entusiasmo ai clienti, quindi se viene meno l'entusiasmo, viene meno l'idea del futuro, di progettare soprattutto le seconde case, che sono l'oggetto principale, quasi un ospizio rispetto alle residenze principali. Quindi su quello penso che dovrà passare un po' di tempo prima che si ritorni alla normalità, perché ci saranno priorità diverse da affrontare prima di ributtarsi a capofitto in quel settore. Parlo soprattutto dei clienti che chiedono la progettazione delle residenze. Tu hai disegnato gli ambienti del Forte, ad esempio. Chiaramente ora si pone sul piano turistico anche un problema di sicurezza e di qualità, cioè di distanza addirittura. Come concepisci tutto questo? Cioè, dal tuo punto di vista, questo che sta succedendo, che tipo di ragione ha, se una ragione ce l'ha? È un discorso lungo. Diciamo che ragionando sugli effetti che abbiamo in questo momento, poi se vuoi facciamo anche un passo indietro, ragioniamo anche sulle cause. Vai sulle cause, che... facciamolo subito il passo indietro, così poi andiamo avanti invece di tornare indietro. Vai. Allora, le cause sono, a mio avviso, una cattiva gestione delle informazioni che sono pervenute da chi è stato l'epicentro di questo virus, che è stata la Cina, e quindi chiaramente a livello governativo, partendo con 2 mesi e mezzo di ritardo rispetto a quando ci sarebbe potuti muovere, si è arrivati a dover dare il lockdown generale, perché tutti erano nel panico e hanno trasferito questo panico a tutti. Quindi adesso per ripartire bisogna che questo panico venga tolto, e con delle programmazioni corrette e con una pianificazione reale del futuro. Altrimenti... È un panico giustificato secondo te? Cioè del tutto giustificato in queste dimensioni? Assolutamente no, perché i numeri li hai visti, quindi i numeri non sono così eclatanti. Il problema è che c'è stata una concentrazione che ha mandato in tilt tutte le strutture sanitarie, che poi le nostre sono l'eccellenza mondiale, perché almeno io ho visto che uno degli ultimi studi pubblicati
da riviste specializzate davano l'Italia come il numero 1 al mondo come strutture sanitarie. Ovviamente la concentrazione di tutti questi casi insieme ha collassato gli ospedali, però il problema è che ci si è mossi tardi. Poi questo errore è stato fatto da tutte le nazioni, ci mancherebbe altro, però tutti hanno sottovalutato i dati che sono arrivati dalla Cina. Tornando alla realtà, scusami se ti interrompo Mario, per poterci subito adattare, intanto mi pare di poter capire che dobbiamo necessariamente avere la dimensione reale del problema, perché se noi ci basiamo su una dimensione che è stata esagerata, frutto del terrore, rischiamo di non sapere nemmeno come dobbiamo intervenire concretamente. Vedi nel tuo settore, ad esempio, per avere realmente qualcosa che possa rendere compatibile la comodità con la sicurezza. Nel mio settore, parlando diciamo di tutta la filiera che parte dalla progettazione fino all'esecuzione, hanno fatto fine marzo, delle linee guida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i cantieri, in modo tale da dare delle misure per fronteggiare questa emergenza sanitaria, che sono praticamente inattuabili, cioè per gli addetti ai lavori con cui ci siamo confrontati è pressoché impossibile far partire dei cantieri dovendo rispettare quelle linee guida, che praticamente sono degli aggiornamenti dei piani di sicurezza dei cantieri che tengano conto di questa emergenza dovuta al coronavirus. Quindi nel momento in cui blocchi i cantieri blocchi una filiera importante di tutta la produzione, soprattutto in Sardegna, perché lì dietro c'è, come dicevi tu prima, per esempio anche tutto il discorso degli alberghi. Cioè negli alberghi è ancora più ampio il discorso, perché se non hai neanche una pianificazione corretta di cosa verrà fatto per gestire la problematica dei turisti in ingresso, quindi faccio per esempio un sistema di telecamere con rilevamento della temperatura dei turisti direttamente, senza quelle cose imbarazzanti col termometrino che ti misuravano all'aeroporto, o delle situazioni veramente digeribili, non come il piombo per gli hotel, dove non si capisce se non le hanno ancora fatte ovviamente, ma da quello che senti sulla stampa, sulle prime previsioni, cioè come fa un albergatore a aprire sapendo che sta togliendo al turista il motivo principale per cui è venuto, quindi non solo vedere le bellezze naturali, utilizzare e godersi il sole e il mare, ma poter fare condivisione di esperienze, di conoscenze, di utilizzare lo sport o magari anche la cucina come elemento di condivisione, cioè andiamo a minare quello che è l'offerta del prodotto sardo che l'ha reso unico al mondo. Quindi... Mi stai preoccupando, perché io speravo che tu mi avessi già delle soluzioni. Io non ho una visione ottimistica, anche perché se chi ha gestito l'emergenza, che non l'ha gestita perché l'ha totalmente sottovalutata, gestirà anche la ripartenza, sono preoccupato, anche perché sai, io mi ricordo sempre che negli anni '80, quando volevi sentire un po' la voce del popolo, dovevi aspettare che Pannella mettesse, non so se te lo ricordi, la segreteria telefonica aperta di Radio Radicale. Assolutamente. E lì avevi lo specchio reale dell'Italia. Oggi con i social è facile. Cioè, io quello che vedo oggi è che non c'è assolutamente la volontà di ascoltare il disagio sociale che si è creato con questa situazione. Quindi non posso avere una visione ottimistica della situazione, assolutamente. Mario, mi è quasi sconfortato, perché sai, da te mi aspettavo soluzioni, anche essendo capace di trovare sempre una soluzione anche quando c'è bisogno. No, ma allora le soluzioni alla fine si trovano, le soluzioni le abbiamo anche e si trovano. Il problema, come ti dicevo prima, che vai ad amputare il settore probabilmente, no? Cioè per poter no, quelle non sono le soluzioni, perché lì lavoriamo sugli effetti, cioè dovremmo tornare a lavorare sulle cause e dire probabilmente se ci fosse se ci fossero delle persone con un buon senso, senza entrare troppo nel dettaglio, perché se anche in ambito pubblico e soprattutto politico ci fossero dei requisiti da dover rispettare, di professionalità, di referenze, di competenze, come esistono nel nostro settore, di competenze, probabilmente non ci troveremo in queste situazioni qua, capisci? Perché poi le soluzioni si trovano pure, però doverle rincorrere ogni volta che il latte è stato versato è veramente abbastanza deprimente. È una forma di rimedio, non certo
una forma di programmazione corretta. Anche perché quello che sta succedendo è che purtroppo peggiorerà, perché il disagio sociale è evidente. Lo risolvi se riesci a far ripartire la macchina, ma per far ripartire la macchina ci vuole l'entusiasmo e la chiarezza di una pianificazione che dà certezza agli operatori che mandano avanti l'Italia pagando le tasse, lavorando con delle certezze, e non mettendo soltanto divieti, questo non lo puoi fare, continui a operare soltanto sugli effetti anziché lavorare sulle cause. Cioè non hanno detto niente sul fatto che manterranno dei reparti con delle attrezzature di un certo tipo, perché se si dovesse ripresentare, come speriamo di no, ma potrà succedere, perché con questi virus ci dobbiamo convivere, ci sarà un fronte pronto per risolvere le problematiche che si riverificheranno in futuro. Cioè io tutte queste cose non le vedo, quindi capisco che sento i vari imprenditori che sono preoccupatissimi, perché dicono: mi sa che prima di riaprire un cantiere, che oggi riaprirlo alle condizioni che mi sta dicendo il Ministero mi costerebbe un occhio della testa, rallento, rimando, aspettiamo che si risolvano le cose e poi riparto dopo. Questo significa bloccare tutto. E tu hai non parlo solo dei cantieri, anche a livello turistico, a parte il Forte, che chiaramente tu hai il polso della situazione perché hai lavorato con la maggior parte delle eccellenze regionali. Tu hai prestato la tua opera, ma dico con molte aziende di diverso tipo, quindi credo che chi meglio di te conosce questa situazione. Sai, il problema è questo, ed è facile da intuire, no? Soprattutto se ascolti anche un po' le opinioni di tutti nei vari settori. Cioè ogni settore ha le sue problematiche. Quando vuoi fare un mischione di tutto e trovare una soluzione unica, fai un casino. Assolutamente sì. Cioè, il problema è tutto lì. Cioè, certo. Come gestire la problematica di Cagliari come quella di Milano, che tra virgolette è una metropoli più vicina a Londra o a Parigi o a New York, dove ovviamente c'è una concentrazione, uso di metropolitane, dei trasporti in maniera molto intensiva. Cioè significa non affrontare in maniera selettiva i problemi, e quindi chiaramente i risultati li abbiamo visti. Un discorso che faccio da un mese, questo del fatto che non si possano applicare delle norme uguali dappertutto, visto la densità di popolazione, quanto ha inciso eppure siamo tutti bloccati tutti insieme allo stesso modo. Hai perfettamente ragione, mi sento di darti. Però poi se vedi la disinformazione che c'è, che dobbiamo ascoltare delle persone che ci hanno detto 2 mesi fa che non c'erano pericoli, che era una stupidaggine, e poi oggi stanno pontificando il contrario, dicendo come se nulla fosse. E i veri esperti che ci sono a livello mondiale, che hanno preso magari 4 lauree al MIT o sono stati candidati a non so quante volte al premio Nobel, vengono messi in un cassetto o messi in televisione alle 2 di notte. Cioè questo è il problema dell'Italia, capito? Quindi se questa situazione che oggi tutti vedono, perché poi hai bloccato tutto, hai bloccato lo sport, se ricorderai Radio Radicale praticamente l'80% delle telefonate era gente che faceva insulti a una tifoseria o l'altra. L'Italia è anche questa. Cioè l'Italia vive di queste cose, di sport e di distrazioni. Oggi ci hanno riconsegnato in mano al 100% le nostre famiglie, valori veri, ma anche la possibilità di pensare. Di pensare a tutto questo, perché ci tengono talmente impegnati con 2000 cose che alla fine non hai il tempo di soffermarti a pensare alle cose più importanti, che sono queste, ma anche il fatto di come viene gestita tutta una situazione di uno Stato che è stato messo in ginocchio. Mario, questa è la realtà. Certo. Poi se non la vuoi mandare questa intervista no, la mandiamo. Guarda, non taglio niente. L'avevo detto perché ti devo richiamare al tempo. Stai 2 mesi chiuso in casa, difficile che ti venga fuori. Ti verrà concessa, in questo caso i tagli non li facciamo, metterò d'accordo, perché vale il tempo che abbiamo trascorso, tutto utile, che è di più di quello solito. No, non preoccuparti. Ti ringrazio tanto, Mario, del tuo intervento. Grazie, buona giornata. Ciao.
Con noi a GP On Air ripartiamo insieme, colui che non si è fermato neanche in questo periodo di coronavirus, Salvatore Palitta, presidente del consorzio Pecorino Romano, che ha lavorato sodo e avete lavorato anche, ho visto, per organizzare al meglio tutte le aziende in questo periodo di difficoltà, quasi non fermando l'intera produzione. Così, Salvatore, buongiorno intanto. Buongiorno a voi. I nostri associati hanno rafforzato i dispositivi di protezione individuale anche rispettando le norme, le direttive ministeriali, e questo ha fatto sì che ci sia la massima attenzione e la massima sicurezza nel posto di lavoro, che consente alle nostre attività, lavorando prodotti alimentari, di non fermarsi e di essere puntuali nell'approvvigionare il mercato e soprattutto puntuali nell'approvvigionare la grande distribuzione, che in questo momento ha particolare attenzione ai consumi dei nostri prodotti. Naturalmente oggi siamo in difficoltà con l'Horeca, con tutta la ristorazione, con i bar, con gli hotel, con la ristorazione collettiva, e lì è una fetta di mercato importante che è andata a fermarsi in questo periodo, e paghiamo le conseguenze in termini di minori volumi o quasi ridotti al lumicino volumi in quella direzione. Salvatore, è cambiato un po' anche il tipo di consumo in questi giorni, forse perché la spesa non la puoi fare ogni giorno, ma mi pare di capire che si acquistano maggiormente formaggi stagionati invece di quelli molli, chiamiamoli così. Sì, e sono formaggi stiamo attraversando un momento anomalo anche nei consumi, perché funziona ad ondate, magari la settimana di sosta, poi la settimana di grande approvvigionamento, quindi di impegno massimo, e non sempre le aziende di servizio riescono a soddisfare le richieste. Questo è un fenomeno legato al momento contingente. Naturalmente noi siamo pronti a dare il massimo in queste condizioni, perché non possiamo lasciare il mercato non venga alimentato costantemente. Tutto questo va bene per il prodotto stagionato, va meno bene, quasi per niente, per i prodotti da tavola e prodotti freschi, che in questo momento scontano una crisi di consumo pesante, perché i bancotagli sono fermi, tutte le produzioni che hanno una shelf line limitata penano le conseguenze di questa situazione, soprattutto mancato consumo nel mondo della ristorazione. Ma noi avevamo una miriade di attività in Sardegna, nei mercatini leonali in giro per l'Italia, dove venivano visitati i prodotti da tavola, dove i piccoli produttori e i medi produttori si stavano preparando per la stagione estiva, ma è una situazione che in questo momento mette in dubbio la possibilità di ritornare sul mercato in tempi brevi. Impone anche un cambio di strategia questo, giusto, per il futuro? Beh, la strategia l'abbiamo adeguata rapidamente, seguendo un po' le richieste dei consumatori e dei distributori in particolare. Per il futuro abbiamo bisogno di maturare un po' come sarà l'organizzazione del sistema, perché probabilmente molte cose cambieranno, ma abbiamo visto che ad esempio nel mercato americano c'è un rapido riposizionamento, c'è uno sviluppo interessante sui prodotti con i piatti pronti. Magari lo sarà da noi nel prossimo futuro, piatti pronti che hanno le caratteristiche di assoluta sicurezza alimentare. C'è una ricerca costante da parte del vostro consorzio anche di differenziare il tipo di prodotto, cioè purtroppo quando si parla di pecorino si ha un'idea
quasi come omogenea di prodotto, di tipo di formaggio. Non ci sono le variazioni di nome che ci permettono anche di capire che il pecorino è un ampio spettro di tipologia di formaggio, che quindi potrebbe permettere anche una scelta e una concorrenza con quelli che sono formaggi che magari hanno una loro caratteristica. Cosa si sta facendo per questo? Che cosa si può fare per far capire? Esatto, vai, hai capito l'argomento. Sì, chiaro, è il nostro pane quotidiano, perché da alcuni anni stiamo lavorando per riposizionare il prodotto, soprattutto nello scaffale, come prodotto da tavola, come specialità. Devo dire che questa è molto interessante. Naturalmente stiamo proponendo un pecorino romano diverso da quello tradizionale. Lavoriamo su un pecorino romano a basso contenuto di sale, a lunga stagionatura, con varie caratteristiche chimico-fisiche molto interessanti che lo rendono competitivo con i prodotti grana. Oggi la novità che noi abbiamo è che abbiamo modificato di recente il disciplinare, è iniziato l'iter di approvazione che vede l'approvazione ministeriale e poi quella comunitaria, dove abbiamo previsto 3 nuove tipologie di prodotto: quello a basso contenuto di sale e lo chiameremo extra, quello a lunga stagionatura lo chiameremo riserva, e poi quello di montagna, che deve avere le caratteristiche di allevamenti che nascono in zone riconosciute montane, e il latte ha una filiera autonoma nella trasformazione. Questi sono i 3 elementi nuovi molto interessanti che ci posizionano alla pari dei grana come soluzioni innovative e nuove referenze sul mercato. Salvatore, il messaggio quando si deve ricominciare è quello di ripartire insieme. È un messaggio che, per quanto riguarda voi, parlo della produzione di formaggio e della vendita, è legato soprattutto al fatto che prima noi sardi dobbiamo tentare di essere i primi consumatori dei nostri formaggi. Questa non è una cosa che avviene. No, raramente avviene. Poi in realtà non siamo buoni produttori, abili produttori di latte, di formaggi. Li valorizziamo, li abbiamo trasformati in prodotti nobili, in specialità, ma poi dal lato del consumo siamo deficitari. La nostra è una cultura di produttori che guarda all'esterno della nostra isola, guarda al continente, guarda all'estero, quella è la nostra vocazione. D'altra parte i numeri che Sardegna produce sono tali che hanno bisogno di posizionarsi su mercati esteri. Certo, è un peccato che in Sardegna non ci sia questa tradizione, perché normalmente nelle zone di origine dove nascono questi prodotti c'è una forte legame fra prodotto e territorio, fra prodotto e cultura regionale e cultura dell'alimentazione. Ecco, forse da qui dobbiamo ripartire insieme, anche per rilanciare la nostra economia, non trovi? Io credo molto su questo. È un percorso molto lungo. Noi abbiamo iniziato con le scuole, con l'educazione alimentare, l'abbiamo fatto autonomamente, l'abbiamo fatto coinvolgendo i comuni, l'abbiamo fatto anche di recente, in corso un progetto con una testata giornalistica regionale. Ne abbiamo puoi tranquillamente dire qual è, non preoccuparti. Con la Nuova Sardegna, che stiamo replicando, coinvolgendo gli alberghieri. Abbiamo quest'anno in corso anche un concorso sul messaggio promozionale, sulla ricetta da premiare attraverso la selezione degli istituti coinvolti. Abbiamo ultimato e abbiamo assegnato le premiazioni da poco, di recente, in Smart Working, perché con la regione Emilia-Romagna abbiamo fatto un progetto del genere. Loro vengono a grande tradizione sulle più mobili DOP, quindi avevano esigenze di allargare il raggio d'azione a prodotti di altre regioni, l'hanno fatto con noi. È stata una bella esperienza, perché abbiamo coinvolto 220 classi,
7.000 alunni, in una selezione molto bella, dove c'è stata poi la finale fra istituti, fra i primi 3 classificati per il messaggio promozionale per la miglior ricetta. Benissimo. Salvatore, ti ringrazio dell'intervento, starei a parlare ore e ore con te di questi aspetti. Grazie Vittorio. Grazie del tuo intervento, e ripartiamo insieme, perché è un modo per tentare di trovare compattezza e di salvare e rilanciare la nostra economia. Abbiamo bisogno di stare molto insieme, perché abbiamo potenzialità da esprimere enormi stando insieme. Quando ci muoviamo in ordine sparso, le nostre potenzialità svaniscono facilmente. Grazie Salvatore, buon lavoro. Grazie. È tutto anche per oggi, appuntamento a lunedì ore 12 per GP On Air, ripartiamo insieme. Grazie a tutti, buona giornata.